La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it che si apre con la cronaca. 4 kg di cocaina nascosti nel sottofondo di una pentola sono stati intercettati all'aeroporto di Malpensa, in manette una donna. I particolari nel servizio di Pasquale Martinoli. La droga era nascosta nel doppio fondo di una pentola. Ben 4 kg di cocaina che avrebbero fruttato 6.000 dosi e un guadagno stimato in 300.000 euro. Una donna di 47 anni di Cupra Marittima è stata arrestata dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Malpensa con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. I militari delle Fiamme Gialle hanno infatti intercettato a Cargo City il carico di cocaina nascosto nella pentola arrivata con un volo dall'Ecuador. L'hanno scoperto forando la pentola, inserita in un set, che risultava più pesante delle altre. Le Fiamme Gialle sono quindi risalite alla destinataria, che è stata arrestata. Ancora cronaca, assalto a un furgone portavalori che trasportava oro questa mattina sulla A4 Milano-Torino nel territorio di Boffalora Ticino sul confine tra Piemonte e Lombardia. Gli assalitori hanno esploso degli spari ma non sono riusciti nel colpo. Corsie chiuse per ore, traffico in tilt. I particolari nel servizio di Luigi Crespi. Questa mattina, attorno alle 6:30, una banda di malviventi ha cercato di assaltare un furgone portavalori sull'autostrada A4. Sono anche stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. L'agguato è avvenuto nel territorio di Boffalora Ticino, appena prima del ponte che permette di scavalcare il fiume Ticino e che segna poi il confine tra Piemonte e Lombardia. I banditi hanno fermato un tir in mezzo alla carreggiata verso Torino in modo da indurre il conducente del veicolo blindato a fermarsi, ma l'uomo è riuscito a evitare il blocco e a dare l'allarme uscendo al casello di Novara Est. I criminali, per agevolare la loro fuga, hanno gettato dei chiodi sul nastro d'asfalto. Per fortuna non sono stati registrati feriti. Le indagini sono condotte dalla questura di Novara. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Novara Est, della squadra mobile e della polizia scientifica. Una rapina pianificata, ne è convinto l'avvocato penalista Corrado Viazzo, aggredito sabato scorso a Luino, vicino alla sua abitazione, da 3 malviventi che gli hanno portato via un Rolex e circa 400 euro. Questa mattina il legale, con un cerotto sul viso, eredità dell'aggressione subita, non è andato in udienza ma si è presentato regolarmente nel suo studio legale a Varese. Viazzo ha raccontato ai carabinieri e della compagnia di Luino quanto accaduto. Le immagini di alcune telecamere hanno ripreso un'auto, probabilmente quella usata dai banditi, passare più di una volta in via Belvedere nei 2 giorni precedenti la rapina. Da qui la convinzione che sia stato un colpo pianificato. Uno studente di 14 anni è stato investito oggi pomeriggio a Varese in via Manini. I residenti rilanciano l'allarme per la pericolosità della strada. Barbara Zanetti. Un ragazzino di 14 anni di Tradate è stato investito questo pomeriggio davanti al Palazzetto dello Sport, uno studente del liceo scientifico Ferraris. Sono accorsi alcuni testimoni, alcuni abitanti. Una signora che abita qua vicino racconta della pericolosità di questa strada. Di cosa c'è bisogno? C'è da prendere provvedimenti mettendo dei dossi in prossimità delle strisce pedonali e degli incroci, perché questo qua è un vialone dove la gente viene a forte velocità e non vede i pedoni attraversare, perché tra il palazzetto e la strada poi ci sono degli sparti traffico e soprattutto gli autisti fanno fatica a vedere quando ci sono gli attraversamenti. Quindi se il sindaco Galimberti può prendere dei provvedimenti mettendo dei dossi, ci farebbe un favore sia a noi che ai ragazzi, a tutelare i ragazzi delle scuole che ci sono qui. Ed eccoci alla classifica della qualità della vita nelle province italiane. Quella di Varese sale in graduatoria rispetto alla precedente rilevazione. Il servizio è stato confezionato da Marta Elli. Varese è 33esima nella classifica generale stilata dal Sole 24 Ore che coinvolge le province italiane per la qualità della vita. La nostra provincia guadagna ben 10 posizioni dall'anno scorso.
Gli indicatori sono diversi e vanno da ricchezze e consumi ad ambiente e servizi, e la migliore performance il nostro territorio la registra proprio nella categoria ricchezze e consumi, piazzandosi 10ª su scala nazionale, 58ª invece guadagnando una sola posizione dal 2022 nell'ambito cultura e tempo libero. 46esima nella categoria giustizia e sicurezza, che comprende indicatori quali le violenze sessuali, furti ed estorsioni, 38esima in base all'indice della criminalità 2023. Oggi erano attesi i primi fiocchi sul Varesotto e sono arrivati, pur timidamente, qualcosa in più sopra quota 600-700 metri, una spolverata appena accennata nel capoluogo. Nel tardo pomeriggio la neve però ha iniziato a restare a terra nell'area del Sacro Monte e anche in altre zone. Il Comune di Varese informa che questa sera, a partire dalle 20:30, verrà effettuata la salatura preventiva sulle principali strade di Varese. Si tratta di oltre 200 chilometri di viabilità su cui opereranno i mezzi spargisale per prevenire la formazione di ghiaccio. Si raccomanda comunque sempre prudenza e una corretta dotazione invernale per la propria automobile. E rimaniamo a Varese, dove una parte di una via e un giardinetto saranno dedicati ad Angelo Monti. Lo ha deciso il Comune. Il servizio. Una via e un giardinetto alla memoria di Angelo Monti. Il Comune di Varese dedica al sindaco dei 13 giorni la parte finale di via Montalbano e il giardinetto dietro alla chiesa della Motta per la sua generosità e dedizione con cui ha contribuito allo sviluppo di molte associazioni varesine. La richiesta era stata avanzata dai Monelli della Motta e la Giunta ha deciso quindi di onorare l'associazione, riconoscendone il merito di far vivere le tradizioni di un quartiere che, in occasione della festa della Motta, diventa un punto di divertimento per tutto il territorio provinciale. Il provvedimento verrà trasmesso al prefetto e, una volta autorizzato, si procederà con la posa delle relative targhe con una cerimonia ufficiale. Il SIULP, il principale sindacato della Polizia di Stato, ha deciso di devolvere una somma di denaro in solidarietà. L'intervista raccolta da Marco Croci ci spiega tutto. Paolo Machi, segretario provinciale del SIULP, il principale sindacato di categoria della Polizia di Stato. Quest'anno avete fatto per Natale una scelta particolare all'insegna della solidarietà. Qual è? Sì, quest'anno abbiamo riunito i poliziotti e le poliziotte del nostro sindacato a Luino, che è ai confini della provincia, una location bellissima che ha deciso di ospitarci. Prima di tutto per dirci buon Natale, come facciamo ogni anno, insieme anche alla politica, alle istituzioni, al questore, alla gente che di solito ci è vicina durante l'anno. E la cosa particolare quest'anno è che devolveremo quella somma che abitualmente destinavo per comprare il gadget di fine anno, per fare un omaggio a tutti i poliziotti, la devolveremo a una famiglia di Luino, in particolare a Donatella, che sarà con noi oggi insieme al marito, che a giugno è stata colpita da un evento catastrofico, perché un albero gli è caduto addosso mentre ritirava la bimba dall'oratorio e oggi si trova su una sedia a rotelle. Speriamo che questo piccolo aiuto che gli diamo cambi o aiuti a cambiare la vita e lo spirito con cui affrontarla, anche se l'ho vista molto carica. La scelta è arrivata da una richiesta formale dei poliziotti e delle poliziotte iscritte. Mi hanno detto tutte nei nostri social, hanno chiesto perché quest'anno, anziché comprare la solita penna, il solito gadget, non diamo una mano a chi ne ha veramente bisogno. Quindi daremo un buon contributo economico a questa famiglia e un'altra parte alla Lega del Filo d'Oro, di pari misura. Oggi Santa Barbara, la festa dei Vigili del Fuoco, oltre ai festeggiamenti, tempo anche di bilanci. Il servizio. 9.000 interventi in un anno, 25 al giorno. È il numero più impressionante emerso stamattina quando i Vigili del Fuoco di Varese hanno celebrato la festività di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di San Massimiliano Colbe di Varese con la messa celebrata dal vicario episcopale Monsignor Franco Gallivanone. Poi il comandante provinciale Mario Abate ha descritto il lavoro incessante di questi mesi, che continua a rendere i Vigili del Fuoco un punto di riferimento certo per i cittadini nei momenti di emergenza e pericolo. Infine, alla presenza di moltissime autorità, sono state consegnate una quindicina di onorificenze legate all'anzianità e al servizio svolto.
Pallacanestro, la sconfitta con Cremona e Fischi, adesso anche i timori, è un brutto momento per la Open Job Metis Varese. Il punto nel servizio di Giuseppe Sciascia con immagini di Angelo Puricelli di Agenzia Blitz. L'Open Job Metis inizia a guardarsi le spalle con timore in una classifica della Serie A decisamente più corta, dopo lo stop casalingo con Cremona e la prima vittoria di Treviso che ha portato a 4 le lunghezze di margine dalla zona retrocessione. Varese brutta, poco lucida e poco incisiva in attacco, solo 68 punti con 54 tiri, facendosi bucare le gomme da una Vanoli molto lucida e molto efficace nel togliere il ritmo alla manovra di Varese, e uscita dal campo tra i fischi dei 4.500 tifosi di Masnago, soprattutto Tom Bielazek sotto accusa per la sua gestione, che comunque è una gestione commissariata dalle regole impostegli dal basket dell'algoritmo, nelle rotazioni e nei modi di giocare. Sicuramente il tecnico di Baffaro non ha grande impatto emotivo, non ha grande espressività, ma non può essere l'unico colpevole di questa situazione. In ogni caso non sono in programma delle svolte tecniche. Alla vigilia della trasferta di Chemnitz mercoledì 6 dicembre Varese debutterà nella seconda fase di FIBA Europe Cup sul campo della capolista della Bundesliga. Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi. Il TG di Prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata.